Ciao, mi chiamo Gabriele Sari e frequento la quarta piscina dello IAL di Aviano per il concorso Art and Food Junior 2025. Ho elaborato questo secondo piatto che si chiama la friulona. Grazie e buona degustazione. Per le verdure fermentate, tagliamo la zucca, eliminiamo la buccia e i semi, quindi riduciamola a cubetti regolari di circa 4 cm. Tagliamo la cipolla a pezzi di circa 3 cm. Puliamo lo zenzero rimuovendo la pellicina esterna e tagliamo 2 fette spesse circa mezzo centimetro. Mettiamo tutti gli ingredienti nella pentola au cou. Aggiungiamo il cumino, il timo e le bacche di coriandolo pestate. Impostiamo au cou a 65 gradi per 6 ore. Per la faraona eliminiamo la pelle dalle cosce senza romperla e stendiamola su una placca foderata con carta da forno. Incidiamo lungo l'osso principale con un coltello affilato, seguendo la forma della coscia, e rimuoviamo delicatamente l'osso. Disponiamo la carne su una teglia e mettiamo le ossa in un contenitore alto. Condiamo la carne con sale e pepe. Inseriamo la carne in un sacchetto per sottovuoto senza sovrapporla. Aggiungiamo timo, aglio e un filo di olio extravergine di oliva. Sigilliamo sottovuoto e cuociamo a 75 gradi per 1 ora e mezza. Mettiamo la pelle a essiccare in forno a 160 gradi per 50 minuti. Per il fondo di cottura tritiamo la cipolla e la carota, poi mettiamole in un contenitore alto con rosmarino e bacche di pepe intere. In una casseruola scaldiamo un filo d'olio d'oliva e aggiungiamo le ossa e le verdure. Facciamo rosolare bene. Aggiungiamo timo e alloro. Copriamo con acqua fredda e lasciamo cuocere a fuoco dolce per 1 ora, eliminando le impurità in superficie. Per le verdure a vapore, tagliamo i fiori di broccolo e mettiamoli in una busta con poco olio, quindi rimuoviamo l'aria. Eliminiamo le radici dei cipollotti e mettiamoli anch'essi in una busta con poco olio, eliminando l'aria. Cuociamo entrambe le buste ad 85 gradi per 25 minuti. Completamento e impiattamento. Togliamo dal forno la faraona e la pelle essiccata. Filtriamo il fondo di cottura, rimettiamolo sul fuoco e lasciamo ridurre. Addensiamo con maizena sciolta in poca acqua, quindi regoliamo di sale. Aggiungiamo il liquido di cottura delle cosce e mescoliamo fino a ottenere una salsa densa. Rosoliamo la carne in padella con olio e aglio finché risulterà dorata. Apriamo au cou e trasferiamo metà delle verdure fermentate in un contenitore. Frulliamo fino a ottenere una purea. Composizione del piatto. Disponiamo un po' di salsa sul fondo. Aggiungiamo la carne con una porzione di purea di verdure fermentate. Completiamo con le verdure a vapore, le verdure fermentate intere e un po' di purea. Decoriamo con la pelle croccante e un filo di fondo di cottura. Buon appetito! Il secondo premiato è Sari Gabriele dello IAL. Complimenti! Secondo posto per te.
Complimenti.